caos trasporti a Venezia. In questi giorni lo abbiamo visto con battelli strapieni, code interminabili, una situazione intollerabile per i veneziani ma anche per coloro che vengono a visitare questa città. Con la mostra e migliaia di visitatori in città, il servizio CTV è andato di nuovo in tilt, blackout ai tornelli, alle biglietterie, battelli strapieni, code interminabili agli imbarcaderi. Una città come Venezia non può essere ridotta in queste condizioni. Così la denuncia del PD veneziano con la segretaria Monica Sambo. In questi anni l'amministrazione Brugnaro ha continuato a disinvestire e a depotenziare il servizio di trasporto pubblico locale, lo ha massacrato a partire dai suoi dipendenti. Oggi manca personale in tutti i settori e la difficoltà a reperirlo sarebbe la conseguenza diretta delle scelte politiche di questa giunta, fatta di tagli e corse agli stipendi, l'affondo sempre del PD. E allora adesso si fa fatica a trovare appunto i dipendenti, ma negli anni appunto in realtà si è disinvestito proprio nel personale che adesso invece si ricerca. Il paradosso è che le risorse ci sarebbero, il bilancio comunale è in avanzo e CTV versa milioni nelle casse del comune con la cosiddetta quota Zappalorto. Invece di destinarle a rafforzare un servizio vitale, li utilizza per il palazzetto dello sport o per grandi eventi come il Salone Nautico, conclude una agguerritissima Sambo. Servono più risorse e più investimento pubblico nel trasporto pubblico locale, un trasporto e un servizio essenziale in una città appunto come Venezia.